La Marca, seconda provincia veneta per numero di casi di encefalite meningea da puntura di zecca. I dati arrivano dal reparto di malattie infettive dell'ULSS 2 e indicano in 8 il numero di casi riscontrati finora nel 2018. Di questi 6 hanno sviluppato l'encefalite, che per fortuna non ha avuto esiti letali. Il virus, portato dalla zecca, può incubare per mesi prima di manifestarsi sotto forma di febbre, forte mal di testa e mal di gola, che non accenna a diminuire con le normali cure influenzali. E se il fisico non reagisce naturalmente, dopo 10 giorni può evolversi nella forma di meningoencefalite con danni neurologici, in alcuni casi anche permanenti. Importante quindi l'attenzione e la prevenzione. Innanzitutto le località dove le zecche sono più diffuse, in genere pedemontane e prealpi trevigiane, in località incolte o con erba alta. Attenzione quindi alle escursioni lungo i sentieri, ma anche alle scampagnate nei boschi. Attenzione anche a chi ha un cane o un gatto. La zecca, oltre ad attaccare l'animale, può trasferirsi all'uomo con inevitabili conseguenze. Quindi cura del proprio animale, soprattutto dopo una gita o una giornata all'esterno. Infine la prevenzione, con il vaccino, che al momento è l'unica strada sicura per evitare conseguenze anche permanenti.